Penso che se vogliamo consolidare i risultati di qualsiasi misura di restrizione o addirittura, Dio non volesse, di un nuovo lockdown, non possiamo farne proprio a meno, altrimenti continueremo questa fase ciclica di misure di restrizione, diminuzione dei casi, rimozione delle misure di restrizione, aumento dei casi e così via. Questa è un'altalena che ci uccide. Così il professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova commenta la mancata applicazione del piano di tamponi diffusa che aveva proposto a livello nazionale, proprio nel giorno in cui in Veneto si è registrato il record peggiore di tamponi positivi. Tenendo presente che stiamo facendo molti meno tamponi del solito. Ieri in Veneto ha fatto 8.000 tamponi, quindi è forse ancora più preoccupante. Crisanti azzarda un pronostico per come e quando il vaccino sarà pronto. Un conto è fare un'affermazione abbiamo un vaccino, magari testato su un numero limitato di persone, un altro conto è poi distribuire questo vaccino su una popolazione per studiarne gli effetti un po' più a larga scala e poi un conto è distribuire il vaccino a livello mondiale. Infine un commento alle tante contraddizioni emerse nel mondo della scienza negli ultimi mesi. Penso che danno veramente un'immagine misera, glielo dico sinceramente. Anzi, devo dire la verità, ammiro Zangrillo che ha avuto il coraggio di dire ho sbagliato. Questo non è da poco, guardi.